Ora non sono stato percosso, fisicamente assolutamente, però diciamo che psicologicamente è stata molto pesante. Non è facile mantenere la calma, la pazienza, rispondere tranquillamente a tutte le domande, non agitarsi, oltretutto 12 ore senza cibo, senza acqua, aspettando in piedi. Raggiunto telefonicamente ai nostri microfoni è Mario Bonavia, ex segretario provinciale di Azione, che racconta in prima persona quanto accaduto nelle scorse ore in Russia, dove si era recato per motivi lavorativi. Trattenuto interrogato per oltre 12 ore dalle autorità di Mosca e successivamente espulso per 10 anni dalla Federazione Russa con divieto di ingresso. Episodio il cui epicentro corrisponderebbe, secondo quanto appreso, da alcuni messaggi individuati proprio sul cellulare di Bonavia. In un controllo di routine all'area passaporti mi hanno chiesto di guardare il telefono e hanno trovato una chat privata con un cliente privato, appunto con il numero di telefono ucraino, in cui parlavamo di questioni puramente lavorative e ogni tanto esprimevo la mia solidarietà, ma generica, nei confronti di qualcosa che era successo, appunto magari la mancanza di energia elettrica o un bombardamento, nulla di più. Loro hanno visto questa chat, hanno visto che esprimevo solidarietà a una persona ucraina e quindi mi hanno accusato di essere un propagandista dell'Ucraina e una persona che supporta l'Ucraina. Io ho ribadito e fatto presente che era una chat privata, che in Russia non avevo mai parlato di politica, non avrei mai parlato di politica, non ho fatto propaganda, non ho neanche mai nominato la guerra all'Ucraina con nessun russo. Dopo aver contattato il consolato italiano, grazie al quale è potuto tornare a Pordenone, dove al momento risiede con la sua famiglia, Bonavia ha espresso profondo sconcerto per l'accaduto, sottolineando la drammaticità di quelle ore vissute nel limbo della burocrazia e dei rigidi controlli di sicurezza moscoviti. Ai nostri microfoni esprime la sua solidarietà per l'accaduto anche l'amico, nonché colui che ha colto il testimone da segretario provinciale di Azione, Marco Salvador. La massima solidarietà a Mario Bonavia, che ha sperimentato sostanzialmente sulla propria pelle cos'è la dittatura russa di Putin, dove ovviamente tutto ciò che è dissenso non può esistere. Mario ha subito sostanzialmente un arresto e un fermo senza i minimi diritti, come ci ha raccontato la sua cronaca, e per fortuna è intervenuto il consolato italiano a liberarlo.